Buongiorno e benvenuti a TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Indagati per omicidio colposo i genitori di Aurora, la bimba di 3 anni morta in un incidente stradale a Villabate. La piccola era in braccio alla madre, alla guida il padre, ubriaco e senza patente. Sui social il ricordo struggente di una zia. Fratelli coltelli, violenta lite a Palma di Montechiaro nell'Agrigentino. In 3 finiscono in ospedale, uno di loro è grave. Etna, cenere e disagi, corsa contro il tempo per liberare le strade, riprende la raccolta nei centri autorizzati e gli esperti avvertono sui possibili rischi alla salute. A Stromboli, albergatori preoccupati per le disdette delle prenotazioni. Sepolti dalla spazzatura a Catania, discariche in pieno centro e spiagge piene di rifiuti sotto gli occhi dei turisti. I residenti sono esasperati. Oggi è la giornata mondiale del Mar Mediterraneo, sempre più inquinato e invaso da specie aliene. Per gli scienziati è un'occasione per riflettere su come preservare il Mare Nostrum. Un funambolo sullo stretto, Jan Roos fa le prove generali, tenterà di battere il record del mondo di traversata camminando per oltre 3,5 km a 200 metri di altezza sul mare. Calcio, secondo giorno di ritiro per il Palermo a Livigno, il tecnico Dionisi parla di gruppo squadra e mercato. Ancora buongiorno, una concomitanza di tragiche fatalità e di imprudenze. La morte della piccola Aurora, aveva solo 3 anni, è frutto di una sequenza di drammatici eventi. Adesso entrambi i genitori sono indagati per omicidio stradale con diversi profili di responsabilità. Messaggio social di disperazione di una zia della bimba, che è anche consigliere comunale di una cittadina a lutto. Villabate, Maglio Viola. Sono indagati dalla Procura di Palermo per omicidio stradale sia Rosario Brusa, 40 anni, che la moglie per la morte della piccola Aurora, di appena 3 anni, figlia della coppia. L'incidente che ne ha causato il decesso si è verificato la notte tra sabato e domenica in via Natta, nel territorio di Villabate, alle porte di Palermo. Il padre, secondo quanto accertato dai carabinieri di Misilmeri, al momento dello scontro guidava con un tasso alcolemico superiore al limite consentito di 0,50 microgrammi, era senza patente perché ritirata in seguito a un precedente incidente e l'auto era priva di assicurazione. Anche la madre è finita nel registro degli indagati. Secondo una prima ricostruzione avrebbe tenuto la bambina in braccio anziché farla sedere nell'apposito seggiolino obbligatorio per legge. Era stata una parente a riferire che, secondo quanto raccontato dalla donna dopo l'incidente, la bimba si trovava seduta sul lato passeggero e non sul seggiolino di sicurezza, una versione che comunque dovrà essere verificata. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente per accertare le responsabilità e le modalità del decesso della piccola. L'iscrizione nel registro degli indagati dunque è un atto dovuto in questa fase. Intanto Villabate è a lutto per la tragedia. Non può esistere consolazione per un dolore così profondo che ti attraversa il corpo e devasta l'anima, scrive su Facebook Anna Brusa, una delle zie di Aurora. La donna è anche consigliere comunale nel centro palermitano e ha scelto un post su Facebook per pubblicare un ricordo della nipotina. E ancora un incidente stradale, stavolta in provincia di Agrigento, lungo contrada Petrusa per Favara. Una Fiat Panda ha sbandato finendo contro il guardrail. Sul veicolo c'erano 3 persone, 2 uomini e un bambino, che sono rimasti feriti in ospedale. Però l'uomo ha rifiutato di sottoporsi all'alcol test, andando in escandescenze. È stato denunciato e gli è stata sospesa la patente. A Palma di Montechiaro ieri sera 2 fratelli in contrasti familiari da tempo hanno litigato a coltellate, entrambi sono ricoverati negli ospedali di Agrigento e Licata. È stata aperta un'inchiesta. Davide Sardi. Poteva sfociare in tragedia una lite tra fratelli a Palma di Montechiaro nell'Agrigentino. Infatti i presunti dissidi familiari, covati e trattenuti nel tempo, sono esplosi in una furibonda lite in via Germania, zona periferica di Palma di Montechiaro. Dalle parole si è passato ai fatti. I 2 fratelli, dopo urla e insulti, si sono accoltellati. Uno è stato trasportato all'ospedale San Giacomo d'Alto Passo a Licata e poi trasferito al reparto chirurgia dell'ospedale San Giovanni di Dio all'Agrigento per essere operato d'urgenza. La prognosi sulla vita non è stata ancora sciolta. L'altro è ricoverato a Licata. Indagini sono in corso ad opera dei carabinieri della compagnia di Licata e dei poliziotti del commissariato licatese, intervenuti sul posto per ricostruire la dinamica e il perché di quanto accaduto. La Procura della Repubblica di Agrigento ha avviato un'inchiesta.
E adesso ci occupiamo dei vulcani, cominciamo dallo Stromboli, dove c'è una situazione al momento invariata, ma rimane l'allerta rossa. La preoccupazione degli albergatori è quella delle disdette delle prenotazioni. Francesco Triolo. La situazione a Stromboli non è destinata a risolversi nel giro di poco tempo. A dirlo è stato Pier Giorgio Scarlato, ricercatore vulcanologo dell'INGV, intervenendo a Radio 24. Questo perché occorre per gli scienziati ritornare allo stato di ordinaria attività, ovvero quando le esplosioni sono ogni 10-15 minuti. Adesso non è così. Sulla sciara del fuoco ci sono stati un altissimo numero di frane e flussi piroclastici. Gli esperti dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia stanno facendo tutta una serie di rilievi per capire qual è la situazione dell'edificio vulcanico. Il quadro insomma è in evoluzione. Non è pensabile quindi togliere adesso il divieto di navigazione sotto la sciara del fuoco che viene fatto osservare dalla Guardia Costiera. Intanto sull'isola, dopo l'incontro con la cittadinanza nella chiesa di San Vincenzo, c'è preoccupazione per le possibili disdette che potrebbero arrivare dai turisti già prenotati. L'allarme di Federalberghi. Noi come Federalberghi abbiamo chiesto una gestione efficace e professionale della comunicazione in maniera tale che i nostri ospiti siano messi nelle condizioni di poter vivere serenamente e consapevolmente la propria vacanza sull'isola di Stromboli. Nel frattempo la vita a Stromboli procede in maniera del tutto regolare. Inoltre, durante l'assemblea, il sindaco Riccardo Gulla ha manifestato anche l'ipotesi di dimissioni da commissario per l'emergenza. Noi non riteniamo che questo sia opportuno perché pensiamo che appunto il commissario dell'emergenza debba continuare ad essere il sindaco di Lipari in maniera tale da accelerare il più possibile sulla realizzazione di tutti gli interventi previsti. E proprio su Stromboli è appena arrivata una notizia in redazione, il ministro per la protezione civile Nello Musumeci ha appena firmato il decreto per predisporre la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di Protezione Civile per l'isola di Stromboli a supporto appunto della Protezione Civile siciliana, accogliendo così la richiesta del Presidente della Regione allo scopo di fronteggiare la situazione di criticità che si è determinata per il perdurare dell'attività del vulcano iniziata appunto lo scorso 23 giugno. Lunghe code sull'autostrada 18 in direzione Messina tra San Gregorio e Acireale a causa di un incendio che è divampato lungo i bordi che ha invaso le carreggiate di denso fumo nero. State vedendo appunto le immagini, le fiamme sono partite dal cimitero di Acicatena che si trova nei pressi dell'autostrada. Ci occupiamo adesso della cenere vulcanica. Catania è corsa contro il tempo per liberare le strade, appunto la sabbia vulcanica, ripresa la raccolta nei centri autorizzati di Picanello e Trappeto, carrellati mobili anche a Canalicchio e Nesima. Ci spiega tutto Tonino De Mana. L'ultima eruzione dell'Etna ha risparmiato Catania ed è stata una fortuna per cittadini e amministratori locali. Sì, perché a distanza di 4 giorni dalla caduta di cenere lavica si cerca pian piano di rientrare dall'emergenza, l'ennesima di una città che al primo imprevisto piomba nel caos. In attesa di capire quando e come avverrà la raccolta porta a porta dei sacchetti pieni di sabbia, le isole ecologiche di Picanello e Trappeto Nord stanno accogliendo i tanti cittadini che già sabato mattina si erano presentati nei punti di raccolta di via Galatioto e viale Tirreno per poi essere rimandati a casa perché i carrellati erano pieni. Per l'ennesima volta l'amministrazione si è fatta cogliere impreparata perché non avevamo un impianto dove andare a scaricare questa cenere. Stamattina finalmente si sono trovati degli accordi e le aziende che hanno riempito i propri mezzi nel fine settimana hanno ripreso la loro attività. Dopo un fine settimana agitato con Supereco e Gema alla disperata ricerca di indicazioni, l'amministrazione comunale ha finalmente ottenuto il via libera per smaltire la sabbia in 2 impianti specializzati, uno di Caltanissetta, l'altro a Piano Tavola. Per cercare di recuperare il terreno perduto sono stati collocati carrellati mobili a Nesima e Canalicchio. Quanti sacchi ha portato oggi? Perlomeno una quindicina di sacchi grandi. Mi sa che purtroppo ho la casa grande e quindi mi tocca. La speranza è che nel frattempo non piova altra cenere lavica. E la cenere vulcanica crea anche rischi per la salute se inalata o a contatto con gli occhi. Sentiamo alcuni consigli degli esperti raccolti da Simona Mazzone.
Cenere vulcanica sulle strade, sui tetti, sugli alberi, sui balconi. L'Etna l'ha fatta grossa e nonostante migliaia di sacchi raccolti da cittadini e operai della nettezza urbana, chissà per quanto tempo ancora stazionerà in città. Non è solo fastidio, ma anche rischio per la salute se inalata o a contatto con gli occhi. Può dare una forma sicuramente di congiuntivite reattiva, sicuramente una forma di congiuntivite, nonché anche cheratite, quindi dei rischi ci sono. Aggravati da un eventuale strofinamento dell'occhio. Nell'immediato cosa si può fare? Sciacquare per bene gli occhi, lavarli abbondantemente con acqua corrente o con fisiologica, evitare assolutamente lo strofinamento. I medici ribadiscono di fare molta attenzione nel rimuovere la cenere vulcanica da balconi e giardini privati quando si decide per il fai da te. L'uso dei soffiatori deve essere limitato. Nel caso in cui non si riesce a fare a meno di questo, utilizzare le mascherine FFP2 o FFP3, una semplice mascherina chirurgica non basta, perché il pericolo delle ceneri vulcaniche è essenzialmente legato alla dispersione delle polveri sottili. Magari bagnando prima il terreno interessato. Da non sottovalutare i rischi di possibile ingestione attraverso alimenti non lavati con cura. Il frutto e la verdura ovviamente deve essere adeguatamente lavata prima dell'utilizzo. Cautela anche sulle strade, meglio evitare le due ruote e soprattutto l'alta velocità. A Catania, maxi discariche in pieno centro e sotto lo sguardo dei turisti. Vi facciamo vedere questa segnalazione che abbiamo raccolto da parte di un nostro telespettatore che dice: siamo sepolti dalla spazzatura. Il servizio. Immagini da terzo mondo, immagini che arrivano da Catania in piena stagione estiva e sotto lo sguardo indignato di migliaia di turisti. Non sappiamo cosa racconteranno quando torneranno in patria, ma di certo non avranno un bel ricordo. E che dire di via Fornaciai, dove la spazzatura ricopre un lungo tratto di marciapiede ed invade persino un parcheggio riservato ai disabili. È esasperata questa signora, a cui non è rimasto altro che segnalare la maxi discarica al nostro numero di WhatsApp 342 74 55 005. Non posso posteggiare la macchina per il fattore della spazzatura e nessuno, è da settimane che non prelevano la spazzatura. Ho il balcone qua sopra e quindi mi devo sopportare la puzza, non lo so, devo pagarlo io il vigile urbano per mettersi qua e non fare buttare la spazzatura alla gente. Cioè mi dovete dire voi che cosa devo fare. Sepolti dalla spazzatura che inesorabilmente invade il centro cittadino, da dove arriva un altro SOS a lanciarlo è un telespettatore che incontriamo in piazza Respighi. Abbiamo qui tutta un'area di centro che è totalmente sommersa dai rifiuti e per la quale nessuno interviene, per la quale si corre un rischio gravissimo di inquinamento sanitario. Piovono segnalazioni nella Torri d'Estate catanese. E come se non bastasse ci spostiamo accanto alla spiaggia libera numero 1, alla Playa, sempre a Catania, dove c'è in corso un vero e proprio scempio, rifiuti di tutti i tipi abbandonati anche qui di fronte ai turisti. Il servizio. Pulita e ben servita la spiaggia libera numero 1. Siamo alla Playa di Catania e, come testimoniato dall'attento occhio della telecamera, qui nulla da invidiare ai lidi più blasonati. Sabbia pulita, servizi igienici e bar. Ma a pochi metri un vero scempio, un paesaggio marino completamente deturpato dalla presenza di ogni tipo di rifiuto. Una piccola staccionata infatti delimita la prima spiaggia comunale dall'ex Maeva Beach, struttura commissariata prima e abbandonata dopo. I bagnini volontari della spiaggia libera hanno più volte ripulito nonostante non fosse loro competenza. Abbiamo pulito io e altri dei colleghi che erano fuori servizio, abbiamo fatto questa cortesia. Chiediamo la collaborazione dei bagnanti e mi rispondono qualcuno garbato anche collabora, altri invece se ne stanno fregando apertamente. Gli incivili agiscono per lo più di sera e lo si vede anche dalle montagne di bottiglie di birra in vetro abbandonate sulla sabbia. Dopo le 19 è terra di nessuno. Quella è terra di nessuno. Quindi poi c'è gente che viene, lascia la spazzatura, torna l'indomani. Oh, ma guarda, hanno lasciato la spazzatura. È la stessa gente che l'ha lasciata il giorno prima. Sono per lo più i turisti stranieri che affollano la spiaggia comunale, costretti a misurarsi con questo panorama da terzo mondo. Bella sorpresa. Veniamo dall'Umbria e abbiamo visto posti meravigliosi, però effettivamente tenuti un po' male. Brutto a vedersi, ma per strada, dappertutto, insomma, l'immondizia ovunque. Dura non mi piace questa molto, anche città, perché
grande domanda. Da dove viene? Di Kazakistan. Io sono kazaka. Insomma, brutte, certamente non edificanti testimonianze. Pensate, oggi è la giornata mondiale del mare Mediterraneo, che si riflette sul suo stato di salute, è sempre più inquinato, le temperature insomma, in continuo aumento e i rifiuti mettono appunto a rischio la sopravvivenza del Mare Nostrum. Il servizio di Francesco Aloi. Occupa appena l'1% della superficie degli oceani, ma ospita il 7% della fauna marina mondiale. Stiamo parlando del Mar Mediterraneo, oggi è la sua giornata. Una ricorrenza che ha l'obiettivo di sensibilizzare tutti sul rispetto di quello che i romani chiamavano Mare Nostrum. Un mare che è in costante mutamento, dovuto in gran parte a fattori antropici. Purtroppo parliamo di cambiamenti negativi perché ci troviamo dinanzi a un mare che è sempre più inquinato. Eh sì, la colpa è dell'uomo. Più di 12.000 le specie che vivono qui, messe a rischio anche dal riscaldamento delle acque. Sta nel tempo favorendo l'insediamento e l'espansione delle cosiddette specie aliene invasive. Oggi, come sempre, è fondamentale prendersi cura del nostro mare. Come? Seguendo delle piccole regole. Facendo al momento dell'acquisto al consumo delle scelte sostenibili che quindi fanno bene all'ambiente ma fanno bene anche alla nostra salute. Poi è ovvio, anche se a volte non sembra così, che non bisogna mai lasciare un ambiente più sporco di quello che si è trovato. Ma il Mediterraneo non è solo una grande risorsa per l'ambiente, da sempre è una delle principali vie di comunicazione per il commercio ma anche per i migranti che navigandolo arrivano in Europa. E a Palermo adesso è stato presentato il festino di Santa Rosalia. Ci racconta tutto Manlio Viola. 4 tappe, come da tradizione, i cosiddetti 4 quadri o 4 piani del festino, ma tante novità per celebrare i 400 anni della festa di Palermo e della sua santa padrona Rosalia. Tutto pronto quasi per un giubileo senza precedenti che a Palermo vuole vivere per lasciarsi alle spalle tanti anni di festino in tono minore, sia per le vicende del Covid che per quelle economiche della città. Una statua nuova che si muove su ruote, non un solo carro ma 2, uno principale e uno complementare, videoproiezioni ai 4 canti, fulcro della processione popolare della festa. Il direttore artistico Marko Balic racconta qualcosa, ma non tutto, del nuovo festino. Noi siamo molto emozionati, ci avviciniamo con grande umiltà a questa meravigliosa celebrazione di cultura, tradizione e fede. Credo che avrà delle grandi novità, una statua nuova di zecca bellissima secondo noi, un corteo che racconta tutta la storia, la vicenda di Santa Rosalia e un finale a sorpresa che lascerà secondo me un grande messaggio sui social media in tutto il mondo. Quindi viva Palermo e viva Santa Rosalia. La sera del 14 luglio ci si aspetta la folla delle grandi occasioni ed è stato predisposto un piano di protezione civile. Il festino sarà visibile anche in TV e sui grandi schermi. A Piazza Politeama sarà installato un maxi schermo per la visione in contemporanea delle attività del festino. Rap ha un ruolo fondamentale, quello di restituire la città pulita ai palermitani, Amat quello di trasportare i palermitani. Lo faranno con senso di responsabilità e continuità di impegno. Dunque un ritorno ai grandi eventi per il giubileo della Santa Patrona di Palermo, ma nel segno della sorpresa. Molto resta coperto dal mistero perché il direttore artistico Balic vuole colpire nel segno e tenterà di mostrare il meno possibile anche alle prove generali della sera del 13 luglio. E adesso a Messina, dove lo slackliner, che non è altro che un funambolo, lo slackliner estone Jan Roos si allena e in vista della grande impresa di attraversare lo stretto proprio attraverso una fune. L'impresa, vento permettendo, si deve tentare entro l'11 luglio. Il servizio.
Jan Roos, lo slackliner più famoso del mondo, è pronto da giorni. La sua impresa di attraversare lo stretto di Messina su una corda di 2 centimetri è fatta di dettagli di ogni maniacale accorgimento. La sua impresa dipende soprattutto dai fattori meteo e sullo stretto, anche lui lo sapeva sin dall'inizio, è il vento a decidere. La fettuccia, larga appena 1,9 cm, sospesa all'altezza di oltre 200 metri sul livello del mare, tra i piloni di Torrefaro e Santa Trada in Calabria, è stata tirata, ma le folate che si sono registrate negli ultimi 2 giorni hanno fatto slittare i tempi previsti. A tempo adesso sino all'11 luglio le raffiche, che dovrebbero nelle prossime ore attestarsi sui 6-7 nodi, potrebbero consentirlo. La macchina organizzativa della Red Bull è stata allestita dal villaggio alle strutture di sicurezza e Jan Roos però oggi non ha potuto effettuare quella sorta di prova generale prevista per 2 ore dal pilone calabrese Santa Trada a causa del fenomeno tipico sullo stretto della lupa. Il via libera arriverà con una comunicazione ufficiale che precederà la traversata di qualche ora. Per il resto c'è il massimo riservo. L'ultima ipotesi è per domani pomeriggio. La diretta televisiva dell'evento sarà trasmessa interamente sul canale 20 di Mediaset e in live streaming sui siti di TGcom24 e sportmediaset.it. Quindi tutti in attesa di cosa diranno gli esperti meteo, che hanno confermato le buone impressioni di Jan. I prossimi giorni potrebbero essere quelli giusti per il tentativo di record mondiale. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi il calcio. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia, parliamo di calcio. Oggi è il secondo giorno di ritiro per il Palermo, che lavora a Livigno. Torna a parlare il tecnico Dionisi e sul mercato oggi è il giorno della firma del rinnovo da parte di Jacopo Segre. Il servizio è di Marco Gulla. Se sarà la stagione del riscatto si scoprirà solamente a maggio 2025. Il Palermo riparte e lo fa da Livigno. Inizia una stagione molto delicata per i siciliani. Si tratta del terzo campionato targato City Football Group, il secondo di fila con l'obiettivo velato e non troppo sbandierato pubblicamente della promozione in Serie A. Oggi secondo giorno di ritiro per il rosanero. Il tecnico Alessio Dionisi torna a parlare dopo la presentazione di alcuni giorni fa. L'accoglienza è stata ottima, il posto è ottimale. Il clima anche, speriamo che non piova tutti i giorni, però il clima è ottimale per allenarsi e anche il gruppo mi piace. Poi ovvio che non sarà il gruppo che dovrà essere comunque ultimato, cambierà qualcosina, però io sono contento sia della disponibilità che ho trovato che del clima che c'è. Poi dovremo migliorare anche questo, lavorare su questo, però diciamo che il punto di partenza è già buono. Mercato, oggi è il giorno del rinnovo di Jacopo Segre, poi sarà la volta di Nicolao e Pierozzi. Verso lo Spezia invece Aurelio e Soleri, il primo in prestito, l'attaccante a titolo definitivo. Su Brunori ancora tutto tace, l'attaccante si guarda intorno, ma se non dovessero arrivare offerte concrete dalla Serie A, il capitano rosanero potrebbe anche restare. Questa è l'ultima notizia. Prima di ringraziarvi per averci seguito, vi ricordiamo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti.